Buongiorno, sono Loris Palmerini e non è facile fare questo tipo di video dove c'è un'interattività. Va bene, quindi sto tornando per fare un po' una sintesi sulla questione del referendum, perché è venuto fuori un casino, nel senso che circa 10 giorni fa, il 1° di giugno, ho fatto un video in cui mostravo delle norme, le norme appunto che vanno cancellate dal quesito numero 1 del referendum, ma quest'oggi in pochi minuti cercherò di fare anche una sintesi di quello che è la questione referendum, che è un valore certamente importante per la democrazia, ma può essere pilotato, può essere usato per soggiogare le menti delle persone anziché portarle alla libertà. Allora, ho semplicemente fatto vedere che fra le norme che si cancellavano ce n'erano alcune che erano del tutto contraddittorie, cioè le norme proprio della proprietà pubblica delle reti. Allora la mia questione è diventata: ma perché ci stanno dicendo di liberalizzare, di opporci alle liberalizzazioni, quando invece nel quesito è specificato che la proprietà delle reti è pubblica? E oltretutto ho fatto presente che parlare della sola acqua era già di per sé molto irregolare, molto fasullo, molto tendente a suscitare una emotività generale, l'acqua che viene privatizzata, il che è assolutamente non corrispondente al vero, e invece poi si scopre che si sta parlando di tutti i servizi pubblici, cioè dei trasporti, della spazzatura, si sta parlando delle strade, dei tram. Qualche politico, questo casino che ho sollevato è stato colto da centinaia di migliaia di persone. Ad oggi abbiamo sul mio sito web, lo vedete qui, un numero spaventoso che continua a correre, e fra le altre, se andiamo a vedere poi quanti sono i mi piace, nell'arco di una settimana ho raggiunto la bellezza di quasi 12.000 mi piace, a dimostrazione che la gente non è tutta stupida. E quindi il presentare il quesito numero 1 come quello del referendum è totalmente scorretto, perché in realtà si sta parlando di tutti i servizi pubblici, sostanzialmente stiamo parlando del futuro che vogliamo. E allora, se la gente fosse stata messa in condizione di decidere e di capire questa situazione, di che cosa andiamo realmente a parlare, sicuramente le cose verrebbero viste in maniera molto diversa. Allora, io poi in questo vespaio che ho sollevato ho avuto la possibilità di parlare direttamente con Lucarelli. Lucarelli è colui che, nonostante nel sito siano presentate 7 persone ad aver sottoscritto il quesito, quasi tutti professori di diritto, in realtà a quanto pare lo ha scritto soltanto un professore che si chiama Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale alla Università Napoli II. Quindi voi immaginate, io sto contestando la diciamo validità di un referendum, di un quesito di un professore ordinario. Io direi che dovremmo andare a guardare i fatti. La cosa che però stupisce è che si presenta come il referendum per l'acqua, che invece sui servizi pubblici, viene presentato come il referendum per la pubblicizzazione. Ho già fatto vedere nel mio sito, anche nell'altro video, il sito dei promotori stessi. Invece la verità è che le norme europee impongono la abolizione dei monopoli, quindi questo referendum in realtà non otterrà la monopolizzazione delle reti pubbliche e nemmeno dell'acqua, perché le norme europee lo impongono, e lo stesso Lucarelli lo ha confermato nella Facebook. Qui avete l'indirizzo, e dice testualmente: tutto ciò non è in contrasto con il diritto comunitario
che lascia ai comuni la possibilità di scegliere il modello di gestione, che non prevede le forme di privatizzazione forzata, ma soltanto di liberalizzazione laddove possibile. Ecco, vedete, le norme europee prevedono, obbligano alle liberalizzazioni laddove possibile. Ve lo dice anche Lucarelli. Quindi non ci sarà una pubblicizzazione delle reti pubbliche. Ci sarà un momentaneo, temporaneo affidamento allo Stato, che poi sarà costretto a liberalizzare laddove possibile, come Lucarelli fa notare e come io poi ho fatto vedere in un'altra pagina. Sono gli stessi articoli del Trattato di Lisbona che prevedono questa liberalizzazione. Sostanzialmente il principio è che, scritto nei trattati, ma questo c'è già una pagina specifica che vi fa vedere sul mio sito, ve la faccio vedere, eccole qui: le norme europee impediscono i monopoli, la concorrenza verrà reintrodotta. Cioè le norme europee sostanzialmente dicono: bisogna garantire l'accesso a tutti, ma allo stesso tempo dove è possibile bisogna fare i bandi europei per la concorrenza, cioè nelle zone dove effettivamente si è già ammortizzato, dove effettivamente ci sono dei guadagni possibili. Al fine di abbassare questi guadagni occorre fare dei bandi in modo da incentivare il mercato europeo. Giusto o sbagliato che sia, questi sono i trattati di Lisbona. Allora di cosa stiamo decidendo? Di uscire dall'Europa? Oppure stiamo dicendo una mezza verità, cioè che si faranno delle privatizzazioni, quando lo stesso Lucarelli dice che poi verranno parzialmente reintrodotte? Allora è opportuno capire che il referendum è un referendum abrogativo, cioè è un referendum che il referendum in Italia è solo abrogativo, poi a livello comunale ce ne sono altri, ma insomma quelli fatti così sono referendum che dicono no a un principio, e quindi votando sì in realtà si dice no a quello che si va a cancellare. Per esempio con il nucleare, che è forse l'esempio più chiaro, noi votando sì diciamo no a quel nucleare, diciamo no al nucleare in generale, per cui c'è chi dice che votando sì contro il nucleare diciamo no al nucleare, quindi diciamo anche no anche alla ricerca sul nucleare. C'è chi dice questo, però dire sì all'abrogazione, cioè dire no a un principio, significa che si dice no a tutte le norme di quel principio, perché vedete, ho già fatto vedere, appunto, da qui era partito, che le norme che si vanno a cancellare contengono un principio che è quello della privatizzazione, della proprietà pubblica delle reti. Cioè l'articolo 23 che si sta andando a cancellare è un articolo che contiene il principio che le reti sono pubbliche. Quindi votando sì al primo referendum sostanzialmente si dice di no a molti principi, e allora è opportuno guardarli in sintesi. Votando sì noi togliamo le società comunali, cioè facciamo tutto pubblico e diventano dello Stato. Quindi i comuni perderanno la proprietà delle società comunali. Voi capite che questo vuol dire appunto togliere ai comuni virtuosi il frutto del loro lavoro e darlo sostanzialmente ai comuni che hanno sprecato e che non hanno gestito nel passato. Ecco, è opportuno qui fermarci un secondo. Le privatizzazioni che dai proponenti del referendum sono state prese ad esempio di negatività del sistema concorrenziale europeo sono tutti esempi che derivano dalla normativa precedente, quando i bandi europei non c'erano. Quindi sono proprio il frutto di quella partitocrazia, di quel baronaggio, di quella crosta politica a cui si vorrebbe lasciare in mano tutto coloro che si prendano le pensioni. Io ho letto recentemente il libro Sanguisuga e lì si riporta che la più alta pensione di dipendenti pubblici va proprio a una persona che era il presidente dell'autorità di gestione delle acque siciliana,
90.000 euro al mese di pensione. Ecco, dire di sì al referendum esprime in teoria il voler fare tutto pubblico, cioè far gestire ancora queste persone, e allora ci sono delle persone che hanno fatto bene in alcune zone d'Italia dove abito io, per esempio, la società è pubblica e sebbene sappiamo che ci sono degli sprechi e degli stipendi un po' troppo alti e tante altre cose, le cose funzionano, le tariffe non sono molto alte, d'altra parte siamo noi cittadini che facciamo la differenziata, siamo noi cittadini i proprietari di queste società comunali, quindi la eventuale privatizzazione parziale dovrebbe restituirci un po' di questi frutto del nostro lavoro, facendolo rientrare nelle casse comunali. Quindi io non sono d'accordo che i comuni vengano espropriati dalla proprietà delle buone società, sono invece d'accordo che dove le cose non sono state fatte ci siano le privatizzazioni, perché i politici non sono in grado di governare, pensano alla camorra, forse pensano a mangiarsi lo stipendio. Allora i proponenti del sì hanno presentato tutte situazioni come Arezzo, come Latina, che sono situazioni derivanti dalla norma vecchia, dove i bandi europei, la trasparenza non c'era. Invece non vi hanno parlato per esempio del caso di Brescia, che è completamente privata ed è, udite udite, il comune con le più basse tariffe d'Italia. Quindi come vedete non si tratta di destra o sinistra, non si tratta del principio delle privatizzazioni complete, perché la norma europea garantisce il servizio e dice che bisogna privatizzare dove è possibile, ed è questo che dice la norma, cioè questo che poi comunque verrà reintrodotto. Quindi il monopolio pubblico è impossibile e le liberalizzazioni private non ne ha mai parlato nessuno, e in più le liberalizzazioni nel mio comune sarebbero una sciagura, invece nel comune di Napoli, dove i politici non sono in grado di governare la situazione della spazzatura e di tante altre cose, le privatizzazioni potrebbero essere quel pungolo utile per far fare le cose. Vedete, quindi non è una questione di ideologia, questi hanno c'è uno schema mentale logico errato nell'interpretare il quesito, ma soprattutto trovo molto molto disonesto dire che si tratta della privatizzazione dell'acqua, perché non stiamo parlando della privatizzazione dell'acqua, ma di tutti i servizi pubblici, quindi anche della spazzatura. Allora, il mio video, certamente più di qualcuno che mi ha seguito avrà notato che sono stati perfino cambiati gli spot televisivi ed ora presentano che si tratta di servizi pubblici, non della sola acqua, e molti politici sia da un lato che dall'altro, cioè sia del sì che del no, si sono schierati dicendo delle cose che hanno sostanzialmente riciclato dal mio sito web, perché erano tutte tematiche che fino ad ora non erano state prese in considerazione, come per esempio il fatto che l'abrogazione dell'articolo 23 bis abroga anche la proprietà pubblica delle reti. Allora vediamo che cosa togliamo votando sì al primo quesito. Togliamo le società comunali, cioè facciamo la temporanea statalizzazione, quindi togliamo ai comuni virtuosi la proprietà delle società virtuose, ma togliamo anche ai comuni ladroni e spreconi la proprietà delle società fallite e piene di debiti, e verrà fatto tutto un bel unico pentolone. Poi le privatizzazioni parziali le togliamo, ma poi vedremo che torneranno. Togliamo quello che nella legge 23 bis, nell'articolo 23 bis sono previsti, cioè dei limiti alle privatizzazioni che garantiscono anche, impediscono, limitano fortemente l'ingresso delle multinazionali. Poi, se volete approfondire questo punto, dovete andare a leggere e guardare l'altro video che ho fatto nella pagina principale. Poi verrà cancellata la garanzia del servizio universale, ma come vi ho detto è un principio europeo che verrà introdotto, e verrà cancellata la proprietà pubblica delle reti. Ho mostrato nel video a parte questo fatto, mostrando direttamente la legge. Quindi poi, una volta vinto il sì, dovesse vincere il sì, ritornerà in base alle norme europee le privatizzazioni parziali. Fra l'altro Lucarelli a un certo punto si è difeso dicendo che cancellare tutto non produrrà un vuoto legislativo, ma resterà in vigore la legge precedente. La legge precedente prevedeva le privatizzazioni, quindi al limite questo referendum non può servire assolutamente a nulla.